perché tu sei il mio fidanzato. Io non posso fare dire quel che mi pare. Tu non tieni alcun diritto di domandare quando esco dove vado, mio signor. Sì signore, l'altra sera sono andata a passeggiare col sergente dei pompieri. Devo dare conto a te. No, tu mi fa sta carità, mi fa. Zitto rico, state zitto, dia sta zitto, dia sta zitto, dia sta zitto e mi fa. Come ritmo tocchiamo quest'altro tasto. Si giude uno studente che stai in petto. Quel ragazzo che ti stima e che ti rispetta non ci viene in casa quando ci stai tu. L'altro giorno mi ha portato 2 cappelli ed un vestito. Tu sta roba me l'hai data e perciò non mi ascolta. No, tu mi fa sta carità, mi fa. Zitto rico, state zitto, dia sta zitto, dia sta zitto, dia sta zitto e mi fa. Ladies and gentlemen, Signore e signori, madame et monsieur, ecco a voi la nuova stella del caffè Chantal, Serena la Chantosa. Sono nata sotto il segno dei gemelli e per questo sto cercando chi è tale e quale a me. Fanno a filo, brutti, belli e muscolosi, capellone e mezzo illuso, vanno tutti corteggiati. Io non cerco amore eterno, ma nemmeno di una sera. Voglio l'uomo che soddisfa ogni mia vanità. Uè, tu mi serve per sciare, ma va non mi asciulia, perché sulle discese rinde curve può cadere. Tu mi serve per ballare, ma va non mi asura, perché da zicco in quelle non mi fai più respirare. Tu sei quello più carino, ma non sono il mandolino. Io mi scedo ogni mattina con una voglia da ballare. Io non so che già fa, non posso più aspettare. Quell'uomo che mi piglia e non mi fa più respirare. Sarò pure un po' difficile, l'ho detto. Non mi arregno, cerco la felicità. L'altro giorno mentre stavo passeggiando, d'improvviso una bussata. Risposi, ma chi è? Un signore brizzolato, ben distinto e immacolato. D'improvviso non riusciva più a parlare. bella donna. Mi diceva di continuo, balbuziente il poverino, me la pure capità. Sì, tu mi porti a villeggiare, perché ci hanno abbronzato, ma non mi chiama i suoni che rischi a mi ci a bruciare. Tu si fa
Pedruzzi mi sei tu, core stu cuore. È bello per telefono a fa amore. Pare che tu tenessi in braccio a me. Stanotte amore mio, ma già sono nata, che stavo in braccio a te per stu da sposa. E in suono da girata, o cuore è nata cosa, capo che da ca non so può di. No, è pronto, tu sei pronto. Io sono pronto, sì, ma pronto tutto è buio. Ah, Petruccio mi si te tenesse qua, sei con felicità, sei con felicità. Petru, si te tenesse qua, ti strignesse, ti vasasse, ti strignesse, ti abbracciasse, ti vasasse, ma no, quanta cosa ti facesse, Petru. Pronto? Come Rita? Chiamavo bene appassionatamente. Tu stai parlando, mio cuore mi ti sento e ti rispondo ancora, invece me. E che fai se sono contrario ai genitori? Se tu sei tuosto, mi son tosta assai. Ti giuro sul mio onore che non ti lascio mai. E mi facessi accidere per te. Pronto? Tu sei pronto? Io sono pronto, sì, ma pronto tutto è buio. Petrucciami, non piangere perché i cani appresso a te, i cani appresso a te, Petruia, non va così. Muovi ragazza con tutto così, ma Petru ti voglio bene, mi fai dispiacere. Pronto? Voi chi siete? Ah mamma, sì da mamma, e che pulita. Ah, ti saputo fatti a consentito per mi far sposare. Qui siete a meglio mamma e tutta è mamma. Mi fa settimana rinda sto pertuso. Mi tremano c'è coscio, o cuore si è confuso. Chiamatemi a Petruccio. Uè, Petru! Pronto? Tu sei pronto? Io sono pronto, sì, ma pronto tutto è buio. Mi piglia l'aria quando può volare. Ma devi venire a abbracciare, ma devi venire a abbracciare. Pronto? Tu sei pronto? Io sono pronto, sì, ma pronto tutto è buio. Mi piglia l'aria quando può volare. Ma devi venire a abbracciare, ma devi venire a abbracciare. Pronto? Buonasera, buonasera, buonasera e benvenuti alla mia diretta, la diretta, come fa, della chantosa napoletana Serena. Buonasera a tutti, saluto tutto il pubblico che ci segue questa sera. Siete tantissimi, tantissimi, talmente che ne siete tanti che hanno lasciato 2 poltrone. Luate sta poltrona, subito! Si sono dimenticati pure di accendere le telecamere, qui è tutto tranquillo, tutto va bene. Iniziamo con dei saluti, perché veramente ci sono tantissimi saluti. Voglio iniziare in primo posto, come potrei non salutare la mia carissima mammina. Un bacio, mamma, ciao. Saluto anche le signore Margherita e Marilena e tutte le care signore di Pignataro Maggiore. Facciamo un forte applauso. Poi abbiamo Nancy dello staff La Fontanina, è stata carissima e gentilissima in quanto ho fatto uno spettacolo, una cerimonia proprio adesso, 2 giorni fa, ed è stata veramente gentilissima e ho detto, ovviamente sto un po' tenendo un po' accurate le mie fans, dicendole e dando il loro appuntamento per questa trasmissione. C'è già una telefonata? Pronto? Pronto, Serena? Buonasera, chi sei? Serena, sono Titina da Secondigliano. Da Pomigliano. Da Secondigliano. Secondigliano. Allora, il nome come ha detto? Titina. Titina. Allora, Titina, facciamo un giochino, perché facciamo in questo modo. Tutte le persone che telefoneranno in diretta, io segnerò il loro nome
e segnano ovviamente se adulto o bambina, perché qui ci sono tantissimi bambini che ci seguono, e facciamo un sorteggio finale. A fine trasmissione vediamo un po' chi vincerà il CD della Sciantosa, che ha come foderina questa cartolina. La riusciamo a inquadrare, regia? Vediamo un po' se si è sciolta pure la regia. Serena. Dimmi, Titina. No, non ti sentivo più. Ci sono, dimmi. Mi puoi dedicare una canzone per mio figlio? Sì, a piacere? Va bene, Titina, una canzone per tuo figlio. Chissà se tuo figlio si deve sposare, deve fare la cerimonia, mi raccomando, per tutte le cerimonie. Comunioni, battesimi, matrimoni, anniversari, compleanni, 18 anni, 40 anni, per chi volesse Serena la Sciantosa col suo show della vena comica, tratta dal caffè Chantan in chiave moderna, può contattare il numero per info e contatti sovraimpressione 349, non lo vedo, 36 81 121. Pure questo si hanno scordato, guarda. Un applauso a tutta la regia, con tutti gli errori o gli orrori. Lo aggiungiamo questo numero, lo ripeto ragazzi, glielo puoi dare fonico alla regia? Grazie, sta rumeno purissimo. Comunque dicevo, facciamo questo giochino qua. Potete anche scrivere un messaggio, parteciperete anche tramite messaggio, perché c'è pure chi ha vergogna di entrare in diretta, e mandare un messaggio a quel numero col simbolo di WhatsApp. Serena, ricordiamo di nuovo i numeri degli eventi: 349 36 81 121. Bravo! Ti sei sparagnato una mazziatona. Io già tenevo la mazza pronta, lo sta? Ci sta, è nera, una bella mazza pronta. L'hai nascosta tu? Ti sono pianoforte a priessa. Pronto? Pronto? Ciao Serena. Ciao, chi sei? Sono Umberto, quello là che ti ho chiamato l'altra volta. Io non capisco perché ci sta troppo un rimbombo dalle telefonate. No, io sono quello là che ti ho chiamato l'altra volta. Dell'altra volta? Chi? Vorrei sentire quella canzone e mia fa. Vuoi dedicare? Ragazzi, suggeritemi perché io non sento. Quella canzone mia fa. Ah, la canzone mia fa. Sì. Mi dici il tuo nome, da dove chiami? Umberto, da Curti, in provincia di Caserta. Ah, Umberto da Caserta? Sì. Ah, ok, Umberto, quanti anni hai? 10. Ah, allora tu partecipi come bambino, 10 anni. Sì. Va bene. Mandate anche il messaggio su WhatsApp, perché io poi come vi ricontatto per darvi il CD? Dovete mandare un messaggio. Poi il CD poi come... Umberto, dopo ti dedico quella canzone mia fa, ok? Va bene. Ricordiamo i messaggi dove devono mandare su WhatsApp, i numeri? L'ho detto già, dove Sì. sta il simbolo di WhatsApp, il numero Sarebbe verde. 347 22 31 422. E tu che ci stai a fare? Io non vedo da laggiù, troppo lontano. Ah, facete qualcosa pure voi, eh? Allora, adesso possiamo cantare una canzone? C'è un'altra diretta, mi sa che stasera non mi fanno cantare. Pronto? Pronto? Ciao, chi sei? Da dove chiami? Io sono la signora Anna di Orsanova, come c'è il tumore. Anna, da? Ti dico, ci ho chiamato giorni fa. Ti ricordi, domenica? Che ti ho chiamato? Che mi devi regalare il CD? Sì!
Rosetta! Ti sto guardando. Rosetta, sei tu? Oh, Anna, io sono Anna. Anna di Ortanova. Anna da? Da Ortanova. Ortanova, Provincia sì. di Foggia. Sì, Anna. Foggia. Ti sei ricordata? Sì, lascia il messaggio su WhatsApp, così facciamo il sorteggio a fine trasmissione. Mm? Ti ricordi qualche titolo di qualche canzone che ti devo dedicare? No, io ti voglio solo ringraziare del CD che tu mi devi mandare. Ti ricordi? Sì, mi ricordo. Brava, brava. Un Mo tocca bacione. a te. Mua! Ciao Anna! Comunque stanno arrivando molti messaggi perché io sento ding ding ding. Vediamo un poco. Ah, eccole, le mie adorate. Sentiamo un po' questo messaggio. Ciao Serena, siamo Giulia e Giorgia. Stiamo cenando e insieme alla nostra mamma Monica ti guardiamo perché ci piaci molto più dei cartoni. Wow! Sei bellissima con questo vestito, sembri una principessa. Grazie. Un bacio dalle tue piccole fans. Mua, Giulia e Giorgia. E la mia carissima amica di Mazzate, in quanto facciamo, per chi ovviamente non conosce questa cosa, frequentiamo un corso di Fit Combat, quindi noi siamo amiche di Mazzate praticamente. Anche loro staranno nel sorteggio, quindi segnerò anche il loro nome, Giulia e Giorgia. Poi facciamo anche un'altra cosa, dobbiamo anche indovinare questo è un giochino che faremo la settimana prossima, il colore del nuovo vestito che sta cucendo la sarta. Vediamo un po' tra chi indovina questo giochino del vestitino. Ovviamente possono essere anche 2 o 3 vestiti. Volevo vedere un attimo se c'erano altri messaggi perché io penso ne stanno arrivando parecchi. Ah, Serena, sono Luisana, ti mando un bacio, mi dedichi la canzone Mia Fafà, sei bravissima, sono l'amica di Arianna. Lo so, ciao Luisana, un bacio, forte forte pure a te e alla mia carissima amica Arianna con tutto il gruppo di Pilates, un bacione e un saluto generale. Metteremo pure Luisana tra i numerini e iniziamo a cantare una canzoncina. Allora, la canzoncina ci sta. Facciamo. Perché ci sta? Allora, vediamo un po' quale canzone vogliamo fare. Facciamo. Vabbè, possiamo fare anche Arumbere Scugnizzo. Regia, siamo pronti con Arumbere Scugnizzo? Che si arumbere scugnì, casa balla tutto bis, troviamo un bizzumbi, cado vanno due cari, stretta mano va se fri, provo gustetto sciappis, come tanto birenizza, te ne scina schizza, fino a quando non scapisci che si arumbere scugnì, o spassa Camillo, mode coglie, mode bene, quella che si arumbere scugnì, casa balla tutto bis, troviamo un bizzumbi, cado vanno due cari, stretta mano va se frizz, provo gustetto sciappis, come tanto birenizza, te ne scina schizza, fino a quando non scapisci che si arumbere scugnì.
beat, balla tutto beat. troviamo un beat, Siamo bizzubi, Cato fanno te carino, stretta mano va se free, prova gustetto già beat, comandando a bere mizzo, tu non scina schizza schizza, fino a quando non sta pizza che stai a rompere scognizzo. Scognizza, casa balla tutto beat, troviamo un beat, cato fanno te carino, stretta mano va se free, prova gustetto già beat, comandando a bere mizzo, tu non scina schizza schizza, fino a quando non sta pizza che stai a rompere scognizzo. Ah, che bella fa burdello, sto proprio un mio, bellissimo. Ah, allora vediamo un po' se ci sono ancora. Ce ne sono tanti, mamma mia. Siete quadruplicati come pubblico. Allora, buonasera, sono Russo Mariangela. Sembra una principessa. Puoi dedicare la canzone al mio amore, Antonio Vetrella. Il bacio lo dai tu, ovviamente, al fidanzatino. Ok, va benissimo. Va benissimo, mettiamo pure lei, dai, mettiamo pure lei nel sorteggio. Russo Mariangela. Vorrei anche continuare a fare i saluti perché ne siete tantissimi, davvero tantissimi. Ero arrivata. Allora, saluto Assunta Sepe da Monteruscello, la piccola Erika, Roberta la mamma. Queste sono tutte le ragazze della palestra. Anna, Lina, Monica, Titti, l'insegnante di Pilates Graziella, inoltre Vito Gentile da Via Napoli, Pozzuoli, Teresa Salvatore il piccolo Cristian da Giuliano, Susi La Sarta, Enza e Mimmo, Alfredo Barone con la moglie e tutti i suoi figli, Valeria Dal Fusaro, Katia da Maddaloni, Angela da Gragnano con zia Anna Maria, zia Maria e zia Graziella, Enzo De Biase, grande organizzatore, Stefania Castaldo con le bimbe, anche con suo figlio, un giovanotto, Rosaria dell'agenzia Fantasilandia, Carmine di Samoto Pozzuoli, poi Anna Maria Ammirati, Gianni da Modugno, poi Lucia di Bagnoli, ciao Lucia, Maria da Sant'Antimo che appare nel videoclip, un bacione, bellissima bionda, e Maria di Ponticelli, e lei mi ha appena chiamata oggi per uno spettacolo. Stanno arrivando parecchie chiamate, devo dire la verità, è un'emittente veramente fantastica, TV Paradise. Colgo l'occasione per ringraziare il titolare dell'emittente Pino Grazioli, un forte applauso anche a tutta la regia. Sono arrivati altri messaggi, penso che sia proprio impazzito sul telefono. Poi, allora, ciao Serena, è bellissimo questo vestito e sei simpaticissima. Baci, Marianna del Fit Combat. Ciao Marianna. Eppure Marianna dobbiamo mettere nel sorteggio, Dobbiamo mettere pure Marianna. Qui ci vorrebbe una bella ragazza che facesse da velina. Mettiamo un pacchella da poltrona e ci facciamo fare la segretaria. Ovviamente tutto gratuito, come tutte le mansioni che mi ha... Che hai detto? Non lo so, ci sta qui? Sta qui la numero 10. Abbiamo una canzone che dedichiamo a tutte le persone che si chiamano Pasquale. Abbiamo inciso questa canzoncina. Poi no, come si fa? No, non si fa più.
Questo si incanta. Quelli si bloccano, ragazzi. Ecco. Vabbè, 3 euro per questo messaggio. Ciao. Carmen e Rosita. Scrivete un messaggio un po' più lungo. Dimmi. Ah, ok. Allora, chi sta che ha scritto? Buongiorno, no, chi sei? Va bene. Allora, ok, andiamo avanti con un'altra canzone. Avete trovato Pasqua? Sì, l'abbiamo trovata. Abbiamo una diretta? Sì. Una diretta. Benvenuto anche a questo cameraman. Buonasera, buonasera. Pronto? Sono il fratello di Umberto Mignoni che ti ha chiamato prima. E vai, va. Senti, tu mi devi suggerire. Sei venuto, mo me... Ascolta, perché da casa io capisco quello che dicono. Quando sto qui, rimbomba. C'è un effetto eco perché io sono sorda, capisci? Sorda la trasmissione. Il gobbo... Un gobbo a zella. Allora, ragazzi, dovete dirmi voi chi è. Pronto? È pure Caruta. Voi dovete dirmelo voi chi sono, perché io non capisco niente. Pronto? No. Come promesso ti ho telefonato. Chi è? Barbara! Esatto. Barbara la bionda con la macchinina rossa. Va bene. Un bacio Ti abbraccio Barbara. Mua. Ciao, grazie. Facciamo anche... Ciao Barbara, ciao. Inseriamo anche te Barbara per il sorteggio finale. Tanto già so chi è Barbara. Allora, buonasera. Sono Salvatore da Taranto, sei bravissima, mi puoi cantare una canzone a piacere, grazie e buona serata. Certamente Salvatore. Allora Salvatore, io ti dedico Baccalà. Regia, siamo pronti? E se chi se non tiriamo Pascal? Ci ho già dedicato Baccalà. Vai da Taranto. La 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 la. Tu non sei brutto, sei un bello giovane, ma tieni un difetto brutta assai. Quando ti metti un vestito nuovo, tu vuoi che tutta gente a te guardare. E perché sto fatto qua, mo ti chiamano Baccalà. Quando passa tu, tutta gente si fa, sta passando Baccalà, sta passando Baccalà. Io ho preso a te, non voglio camminare, questo fatto non mi va, siete a me vattene a ca. La 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 la. Ieri ti è cattata l'orologio e in giro tu si chiude po' quartiere, col braccio sempre in mostra camminava, a tutto quanto l'hai fatto vedere. E poi dici come va, che mi chiamano Baccalà. Quando passa tu, tutta gente si fa, sta passando Baccalà, sta passando Baccalà. Io ho preso a te, non voglio camminare, questo fatto non mi va, se non mi vattene a ca. Quando passa tu, tutta gente si fa. Uè, voglio, corri, sta passando Baccalà.
Grazie, grazie, mamma mia, come fa caldo, fa proprio caldo, mamma mia, non ce la faccio più, questi sono i fari che fanno proprio questo effetto, un effetto, mamma mia. Regia, come fa caldo, regia, la canzone era dedicata pure a te, baccalà. Ah, mamma mia, ma fa proprio caldo, veramente, ragazzi. Never take off your coat real slow. Take off your shoes. I'll take off the shoes now. Take off your dress. Yes, yes, yes. You can leave your head on. You can leave your head on. You can leave your head on. Real slow. Take off your shoes. I'll take off the shoes now. Take off your dress. Yes, yes, yes. You can leave your head on. You can leave your head on. You can leave your head on. Ci siamo riusciti. Eccoci qua. Abbiamo cambiato un po' in diretta, eh? La penna ci sta, tutto a posto. Sono sempre io. Eccomi qua. Ovviamente si vedeva che non sono una spogliarellista, ci vuole l'arte pure a spogliarsi, Che a me prima per vestirmi non garravano né buche, né niente, niente. Ah, vedete un po' a me chi mi circonda, chi mi deve circondare. Vediamo un po'. Puro telefono, sei incantato. Ciao Serena, mi chiamo Luca e sono di Cerignola. Mi dedichi a me la mia ragazza la mossa? Un bacio da Cerignola. Certamente. Ragazzi, voi dovete già mettere la data del matrimonio. Dobbiamo già fissare tutto, il tutto. Allora, Luca da Cerignola. Da Cerignola. Dopo vediamo un poco chi vince. Chi vince? La mossa, ragazzi. La parodia la mossa, però vorrei fare i quattro ciucci adesso. Oppure Pascalo. Pronto? C'è una telefonata. Ciao Serena. Pronto? Ciao, chi sei? Da dove ci chiami? Sono Miriam da Casalnuovo. Mirella da Casalnuovo? Miriam da Casalnuovo. Dimmi Miriam. Sei bravissima. Grazie Miriam. Quanti anni hai? E pure bellissima. Grazie. Ti è piaciuto lo spogliarello? Sì, sei bravissima. Forse lo dovevo chiedere a un uomo. Però posso dire una cosa, appena hanno sentito la canzone 9 settimane e mezzo sono entrati tutti qua dentro. Tutti gli uomini. Perché sei bellissima. Ci sta un bar, un tabaccaio qua fuori, sono corsi tutti qua dentro. Gli altri non la votia.
Io che gioca i numeri, mi ti ho fatto una capatante prima. Io volevo un caffè 3 ore, che dicevi 58, 79, 31. Allora, Mi puoi dedicare una canzone? certamente, quale? Una che vuoi tu? Quella che voglio io, va bene, va benissimo. Ti dedico Pascal. Un bacio. Allora, quale volevamo dire? Ah, ciao Serena, sono Chiara da Sant'Agata dei Goti. Puoi fare un saluto ai miei genitori, un bacio. Allora, salutiamo i genitori di Chiara. Chiara di Sant'Agata dei Goti. Chiara. Mamma mia, secondo me qua un'ora non basta più. Prima bastava, ma dobbiamo fare 10 ore. Chi è questa moltitudine di pubblico? Bud Spencer. Allora, siamo pronti con Pascal, regia? Passeggio tutta sola per le strade, guardando attentamente i monumenti. La classica straniera con un'aria strana che gira stanca tutta la città. A un certo punto della passeggiata mi chiama da una parte un ragazzino. Sembrava a prima vista tanto per benino, si offre a far la guida per la città. Vasca, 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 tu sei scugnizze tutta sanità. Vasca, 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 non devo proprio sopportare. Altro che ragazzino che per benino sapeva molte cose più di me. Mi ha portato tante volte a vedere le stelle, ma non ho visto niente da sanità. Vasca, 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 tu sei scugnizze tutta sanità. Vasca, 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 riesce a verità. Mi sono innamorata seduta stante, vasca, 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 la sanità. Mi ha sconvolto le vacanze, ma stregata, non faccio che pensare a Pasca. Vasca, 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 travolta di passione da sanità. Vasca, 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 m'hai fatta innamorare. Come ballano bene sotto le stelle, praticamente meglio la sanità. Le ragazze lo mangiavano con lo sguardo, ma lui si concentrava solo con me. Vasca, 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 bellissima avventura da sanità. Vasca, 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 portala a ballare. Grazie, questa era la parodia di Pedro. Adesso ci sta una canzone che volevo dedicare a tutte le persone che volevano una canzone a piacere e si intitola, regia vedete un po', Fatta là. Ci sta? Credo che si chiami così. Vediamo un po' se ci sono altri saluti. Tu cosa è un grip? Ah no, perché devo qua. No. Allora. Ok. Ci sta? Ok, vai regia. Metto sembra un posto qua,
scende sempre con lo stesso pensiero. Mi gira attorno con mia scignatella. Mi sono stancato e ti cucinare tutto sti panni chi l'ha da lavare. Mietta a posto qua, mietta a posto là. Leva manacca, leva manacca. Mi dice sempre stu e luce qua, poi dall'ambiente si sa da stirare. Mi la bruciesse quando puoi mangiare, ma te partite non te fai mancare. Ho deciso e le ci hanno cagnato me per te. Da domani in poi faccio valigia e parto per non tornare più. Me ne vaga a Saint-Tropez, me ne vaga alle Seychelles. Faccio un salto pure in Canada, tanta America m'aspetta già. Tu gusti scarpe sporchi a cammina, in da sta casa poi mi fa incazzare. Con un vasillo ti fai perdonare e in dolietto poi ti puoi sfogare. Leva in manacca, si non mi può portare a villeggiare. Leva in manacca, tengo già cintura e castità. Fatala! E questa era un'altra parodia di una canzone famosissima. Questa ha scritto un'altra cosa. Sei bellissima, sempre Salvatore da Taranto. Ma guarda che ha fatto, posso farlo vedere? Guardate com'è bella, ha fatto la foto sua con la mia dietro. Mamma mia, ma questi bambini che ci tengono, ma che strana chiamando nata maniera, dobbiamo chiamare Cristina D'Avena 2. Tutti i bimbi chiamano. Il ritorno. Mamma mia. Imparatevi bene queste canzoni, bimbi, fate bene. Queste canzoni hanno un centinaio di anni, alcune canzoni di queste. Io devo dedicare la canzone Mia Fafà perché quello è il cavallo di battaglia di tutte le cerimonie. Con questo vorrei rinnovare i contatti per info e contatti per tutte le cerimonie. Comunioni, battesimi, matrimoni, anniversari, compleanni, 18 anni, 40 anni. Per chi volesse Serena la Sciantosa col suo spettacolo dalla vena comica, coinvolgente per un pubblico adulto ma anche i bambini, in quanto lo spettacolo è fine e nulla di volgare, chiamiamo qui un elemento al caso, chissà perché sembra lo stesso, però durante le cerimonie siete voi. Chiamiamo un uomo a caso, ci abbiamo scordato scopettino, non fa niente. Facciamo questo qua, non ti preoccupare. Vabbè, questo va benissimo. La canzone si intitola, metti la sedia più al centro, si intitola Mea Fafà. Ti sta zitta e Mia Fafà. Come il titolo della trasmissione, vai! Magre, perché tu sei il mio fidanzato? Io non posso fare dire quel che mi pare. Tu non tieni alcun diritto di domandare quando esco dove vado, mio signore. Sì signore, l'altra sera sono andata a passeggiare col sergente dei pompieri. Devo dare conto a te. No, tu mi fa sta carità, mi fa. Si ti rico, state zitto, ti sta zitto, ti sta zitto, ti sta zitto e mi fa. Come ritmo tocchiamo quest'altro tasto. Si gelude lo studente che stai in petto. Quel ragazzo che ti stima e che ti rispetta non ci viene in casa quando ci stai tu. L'altro giorno mi ha portato 2 cappelli ed un vestito. Tu sta roba me l'hai data e perciò non mi ascolta. No, tu mi fa sta carità, mi fa. Sito rico, state zitto, ti sta zitto, ti sta zitto, ti sta zitto e mi fa. Che mi importa che la gente che vede questo va dicendo che io sono scordigliatrice? Tu e loro vi dovete far capire
tanta pace, che la donna quel che vuole, quello fa. Io non faccio la spiccigliosa, ma ti dico tutto cose. Quando poi saremo sposi, non ti dico niente più. No, tu mi fa sta carità, mi fa. Si ti dico state zitti, ya sta zitti, ya sta zitti, ya sta zitti e mi fa. Agalo, cricco, scinalo! E facciamo un applauso al fonico di tutte le mie trasmissioni, di tutte le mie esibizioni, per tutti i ristoranti. Mamma mia, quest'anno veramente c'è tanto lavoro grazie a queste emittenti, è troppo belle queste emittenti. Veramente, che caruccio che è stato. Salvatore, giusto? Sì, Salvatore da Taranto, che sfizio. Ci sono veramente tante soddisfazioni che sto avendo tramite questo lavoro. Io vorrei dare un saluto speciale alla signora Rosetta, un fortissimo abbraccio per la sua guarigione. Tutte le persone ammalate vorrei salutare, fare un fortissimo applauso che ci seguono. Ne sono tante, ho ricevuto delle telefonate davvero anche delicate, mi fa piacere se la mia trasmissione riesce a farle avere un sorriso durante la loro giornata. Queste canzoni ovviamente sono tutte dalla vena comica, non faccio manco una canzone a moscio perché moscio non ci sto di carattere. Mi chiamo Serena di nome ma non di fatto e vediamo un po' che ora si è fatta, abbiamo ancora un po' di tempo, quindi chi può scrivere qualche altro messaggio, qualche altra telefonata, abbiamo gli ultimi 10 minuti. Facciamo un'altra canzoncina, la canzoncina che la mazza dove me l'ha nascosta? Dove mi hanno nascosto la mazza? Allora facciamo a Frangese, la dedichiamo anche questa qui alle persone che volevano la canzone a piacere. A Frangese? Vai! A Frangese, questa è la cartolina perché la regia si è addormentata un attimo, ogni tanto deve dormire pure lei. Ecco, è arrivato l'altro messaggio. Ma dove arrivano? Come SMS stanno arrivando. Ma questi mandano, guarda, un papello di cose, di messaggi stanno dagli SMS. Che cosa? Quale canzone ho detto? No, si chiama Frangese. Allora i quattro ciuccio se non c'è a Frangese. Ecco, guarda qua, ciao. Ciao Serena, sei bella. Chantosa come Manu Babà, un brano a piacere, Mimmo dalla provincia di Brindisi. Serena la Chantosa, mi piaci così come sei. Meno male. Vediamo un po' chi ci sta più. Vabbè, questi qua erano gli SMS. Siamo pronti, regia? Vengo a pigliare con 4 ciucce di sera e 8:30. Teniamo l'appuntamento sotto basamento. È meglio che te fai tua, così non mi fai inquietare. Ballammo la tarantella è bella. Prima la sera e 8 Sirio. Se non viene se può sapere tu che le fai senza me, però stavolta mi fai aspettare, non sai come t'ha già combinato, invece la
succe dimane sera è l'8:30. Teniamo l'appuntamento sotto paravente. Meglio che te fai trovare, casi non mi fai inquietare. Ballammo la tarantella è bella. Rimane a sera e l'8 sirio. Rimane a sera e l'8 sirio. Rimane a sera e l'8 sirio. E questa era i Quattro Ciucci. Abbiamo un altro messaggio. Buonasera, sono Adri da Monteruscello. Mi canti una bella canzone? Subito ti cantiamo una bellissima canzone. Però voglio ricordarvi un giochino, a parte questo qui del sorteggio. Tra poco ci sarà questo sorteggio fra 7 minuti esatti di tutte le persone che hanno messaggiato e telefonato in diretta. Dovrete, la prossima volta, indovinare il colore del nuovo vestito della Sciantosa. Ovviamente si vincerà sempre il CD, perché adesso state imparando tutti le canzoni. Non ho capito? È un vestito che non ho ancora indossato, è nuovo. Adesso lo stanno ancora cucendo, ancora non è finito. Dovete sapere che la mia sarta ci mette un anno. Pronto? Buonasera, Buonasera, toglietemi questo sottofondo perché io già non sento. Dimmi chi sei, da dove chiami? allora sono Ciro da Taranto Che se l'ha capita, aspetta. e siamo per Pina. Ciro da Taranto e fai le tortine. Ma sono di Napoli. Sei di Napoli e fai le torte. E chi te lo dice? Che cosa hai detto? Chi te lo dice che faccio le torte? Io ho sentito dalle tortine. Preferisco a te che si meglio tuo babà. Fai pure il babà. Sei un pasticcere. Ciro, sto scherzando. Ciro. Rim. Quanti Rim. anni hai? Rim, ti piacesse? Ti Molto piace? più di te. Ma io Napoli è sempre Napoli! Hai capito buono? Hai capito? Bravo! Ciro, dimmi tutto, ti piace la trasmissione, Ciro? Parla chiaro, sii sincero, sii schietto, dici la Già verità. la sento da parecchio tempo questa trasmissione. Ah! E mi hai chiamato! Hai capito buono? Vabbè, ci hai pensato un po', insomma. No, è mia moglie che gli piaci. No, io ho sentito una donna che ti suggerisce e dici mi piaci. Esatto. Sei bella, sei bella. Grazie signora, mua, un bacio da Napoli, un bacio da Napoli. Mi raccomando, la Puglia, le cerimonie, comunioni, battesimi, matrimoni, anniversari, chiamate Serena la Sciantosa, così facciamo un bello spettacolo divertente. No, fatti tu, chi si mette sempre in trice. Allora, è caduto? Pronto? Pronto? Buonasera. Ciao, sono Lucia. Lucia, ma avete aggiustato l'audio o si è spilata un orecchio? No, sei molto simpatica come balli. Grazie. Senti, mi fammi una canzone, una piacevole, una bella, una molto bella. Sì, Lucia da dove? Da Foggia, provincia di Foggia, Lesina. Foggia. Lucia, ma ascolta, ma io vedo che chiamate parecchie persone da Foggia. Ma le cerimonie a Foggia funzionano come qui a Napoli? Che durano tanto, che chiamate... Sì. Quindi ci accomuna. Ascolta, io mi devo farmi i 50 anni di matrimonio con mio marito. Che bello. E forse ti chiamo. Bravissima.
Mi raccomando, segna il numero 349 36 81 121 e noi conservalo, che al momento opportuno mi chiami. Ok, va bene. Un bacio, ciao. Ciao. C'è scritto eventi, il numero c'è scritto eventi, sì, perché qualcuno ha chiamato in settimana, ha scritto sull'altro numero di WhatsApp, poi ho dovuto richiamare io perché doveva fare una festa, un compleanno, non diciamo tutto perché la maggior parte sono sempre una sorpresa in queste feste e cerimonie, quindi non posso svelare niente. Pronto? Pronto? Buonasera, chi sei? Io, No, io. Antonio. Antonio, da dove ci chiami? Samegiano. Secondigliano? Sì. No, non mi fido. Antonio, ti piace la trasmissione? Sì. La prima volta che la segui? Sì. Ma come so carini che li due? C'è una regia qui, Antonio, che non ti dico. Non ti dico. Che c'è? Lo so. Antonio, comunque ho capito, il numero mio non te lo pozzerò. Tu devi chiamare solo ed esclusivamente per la trasmissione, per tutte le feste, cerimonie, comuni, battesimi, matrimoni, anniversari, compleanno, 18 anni e 40 anni. Poi, basta. No! Vediamo un po' se c'è qualche altra. Facciamo un'altra canzone, ragazzi, un'altra canzone. Qui io ho il suggeritore. Allora, facciamo, io sento un'altra telefonata. Quell'altro CD te lo sei preso? La facciamo sempre, facciamo un'altra. Facciamo Lili Cangi. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, Ciao, chi sei? sono Lucia. Ma si chiamano tutti Lucia a Foggia. Sei pure di Foggia, pure tu? Sì, no, io sto chiamando da San Giovanni Rotondo. Da San Giovanni. Da San Giovanni Rotondo? Sì. Non mi fido di te non mi fido. Perché? No, ce l'ho col cameraman, Lucia, no con te. Quelli mi prendono in giro, tu non lo sai. Allora, Lucia da San Giovanni Rotondo. Sì. C'hai qualche festa imminente, Lucia, pure tu? Sì. Buono, Lucia. Buonissimo. Io ti sto mettendo sempre nel sorteggio del CD, vedi? Sì. Allora mi canto una bellissima canzone, Serena. sì, Lucia, tutta per te. Facciamo una bella canzoncina tutta per Lucia. Va bene, grazie. Un bacio. Ciao, Lucia. Ancora un'altra telefonata. Voglio ricordare la pagina di Serena la Sciantosa, proprio così, Serena la Sciantosa su Facebook. Poi il profilo invece Facebook Serena Compagnone. Credo ci vediamo di nuovo qui mercoledì, un'altra volta, credo sempre allo stesso orario. Devo dire pronto? Pronta! Ciao, bellissima. Ciao, chi sei? Sono Maria da Sant'Antimo. Wow, Maria, tu chiami sempre, vero? Grazie per i saluti. Hai visto? Mi sono ricordata di te, Maria, hai visto? Grazie, sei sempre stupenda. Fai bene, Maria. Conosci qualche titolo di qualche mia canzone? O ti dedico una a piacere? Mia fa. Mia Fafà, ma io voglio capire perché poi mia Fafà è così gettonata? Perché
ci sta un'altra presenza qui sul palchetto o perché è proprio la melodia di quella canzone? No, è la melodia, è molto Quindi- simpatica. Quindi non ti fruscia proprio. Non è per te, non è per te. Chi vuole essere pagato, vuole essere pagato. Non è per te. Ah, Ma c'è crisi. cosa ha detto? C'è crisi. Ho detto c'è crisi, non può essere pagato. Non ti devo pagare. Allora, ti dedico una canzone, un bacio, ciao! Allora questa è l'ultima telefonata perché stanno chiamando? Sì, dobbiamo fare il sorteggio. Prima dei saluti dobbiamo fare. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, una persona molto seria. Sì, sei molto sexy, Serena. E tu sei molto serio. Grazie. Come ti chiami? Sono Rosario da Salerno. Che bella Salerno, da Salerno. Io volevo sentire qualcuno da Quando vuoi venire Pozzuoli. sei mia ospite. Dimmi Rosario. Ho detto quando vuoi venire sei mia ospite. Ah, a Salerno? Perché tu cosa c'hai? C'ho un hotel Mediterraneo. Cosa c'ha? Tiene l'hotel? Sì. Ah, No, perché questo? Perché sono stata alla fiera a Gaeta e passeggiando tra gli stand ho visto un qualcosa di stupendo, galleggiante, però senza il motore. Ho domandato, ho detto ma qua ci vuole, come galleggia? Cioè dove si deve appendere questo affare? Vicino qualche barca? Ma già accatta primo yacht? Chi l'ha detto? No signor, vi accatta proprio l'hotel. Questo si mette proprio sul mare che galleggia degli hotel, quindi proprio stiamo arrivando proprio a qualcosa di esageratamente da pazzi. Tu tieniti l'Opel, mi raccomando, e viva Salerno, perché è bellissima, grazie per aver chiamato, sei anche tu nel sorteggio. Un bacio e seguimi, ciao! Facciamo il sorteggio ragazzi? Allora, facciamo il sorteggio. Cosa? No, vedi non sei stato attento a niente. Ah, non ho cambiato niente, quello è un altro giochino. Questo è un altro. Ma io mi avevo facito hai fatto vostro, no? Silenzio. Oh. Luisana, te lo porto io perché tu sei di quarto. Quindi Luisana, un bacio a te. Arianna ha vinto il CD. Questa è la cartolina, sarebbe la copertina del CD. La copertina, vediamo un po' il cameraman che si fireffa. Eccolo qui, Luisana, hai vinto tu questa sera. Il nome? Dove l'ho buttato? Ma perché non vi fidate? Scusa. Ragazzi, me lo dovevate dire prima. Vabbè, ma perché scusate, credetemi, poi non è che so vinto 100 milioni di dollari, voglio dire. Allora, facciamo l'ultima canzone, dopodiché parte il videoclip, nonché la pubblicità che si trova su questa emittente, 10 passaggi al giorno sul canale 175 e 10 sull'altro, ditemelo. L'altro qual è? Che lava ancora? 6, 3, 4.
Ok, l'ultima canzone che vi voglio dedicare, facciamo Lili Kanji. Siamo pronti, regia? Ma non so più concetto, ma so di canci, sanno sa prediletta, a vita voglio dire, quando mi arributtaio e che va può contare, la gente mi menaia. E venuti a me, scustumata, la gente mi menaia, ma zetti in quantità. Chi mi pigliava francese, chi mi pigliava spagnola, sono nato con De Molo, metà coppa chi vuoi. Chi mi pigliava francese, chi mi pigliava spagnola, sono nato con De Molo, metà coppa chi vuoi. Chi caro bebè, che guarda a fare, quando venga a te mi sente disturba. A mossa! Tre sorelle pizzerelle vengono appresso a me e fanno stellatella a finta sti caffè, ma io sono una vera stella d'ogni caffè chantà. Sulla con una rasella vi faccio consolare. Chi mi pigliava francese, chi mi pigliava spagnola, sono nato con De Molo, metà coppa chi vuoi. Chi mi pigliava francese, chi mi pigliava spagnola, sono nato con De Molo, metà coppa chi vuoi. Tiè, caro bebè, che guarda fa, io quando vengo a te mi sente disturba. Caro bebè, che guarda fa, io quando vengo a te mi sente disturba. E a olite basta mossa! E vado in coppa foglia, sempre parlai di lì, e leggo ma mi imbroglio, che poi arriva a capire, ma questo non mi importa, sa da sapere a ballare. Basta che veste è corta, tutto si può aggiustare. Chi mi pigliava francese, chi mi pigliava spagnola, sono nato con De Molo, metà coppa chi vuoi. Chi mi pigliava francese, chi mi pigliava spagnola, sono nato con De Molo, metà coppa chi vuoi. Tiè, caro bebè, che guarda a fa, io quando vengo a te mi sente disturba. Caro bebè, che guarda a fa, io quando vengo a te mi sente disturba. Allora io vi do l'appuntamento per mercoledì ore 19:30 su questa emittente. Un forte bacio a tutti i telespettatori che ci hanno seguito, un ringraziamento a voi, in particolare a Pino Grazioli, sono onorata qui di essere in questa emittente. Un bacio a tutta la regia, ai 4 ciucci della regia, e alla prossima dalla chantosa Serena Napoletana. Ciao a tutti! Perché tu sei il mio fidanzato? Io non posso fare dire quel che mi pare. Tu non tieni alcun diritto di domandare quando esco dove vado. Mio signor, sì signore, l'altra sera sono andata a passeggiare col sergente dei pompieri. Devo dare conto a te. No, tu mi fa sta carità, mi fa fa. Zitto rico, state zitto, ti sta zitto, ti sta zitto, ti sta zitto e mi fa fa. Come ritmo tocchiamo quest'altro tasto. Si gelude lo studente che stai in bed, quel ragazzo che ti stima e che ti
ci viene in casa quando ci stai tu. L'altro giorno mi ha portato 2 cappelli ed un vestito. Tu sta roba me l'hai rata e perciò non mi ha scucciato. No, tu mi fa sta carità, mi fa zitto rico, state zitto, ya sta zitto, ya sta zitto, ya sta zitto e mi fa Ladies and gentlemen, Signore e signori, madame et monsieur, ecco a voi la nuova stella del caffè Chantant, Serena la Chantosa. Sono nata sotto il segno dei gemelli e per questo sto cercando chi è tale e quale a me. Fanno a fila, brutti, belli e muscolosi, capellone e mezzo all'uso, vanno tutti corteggiati. Io non cerco amore eterno, ma nemmeno di una sera, voglio l'uomo che soddisfa ogni mia vanità. Uè, tu mi servo per sciare, ma va non ne asciulia, perché sulle discese rinde curve può cadere. Tu mi servo per ballare, ma va non ne asura, perché da zicco in golle non mi fai più respirare. Tu sei quello più carino, ma non suoni il mandolino. Io mi scedo ogni mattina con una voglia da ballare. Io non so giocare già fa, non posso più aspettare. Quell'uomo che mi piglia e non mi fa più respirare. Sarò pure un po' difficile, lo ammetto, non mi arregno, cerco la felicità. L'altro giorno mentre stavo passeggiando, d'improvviso una bussata, risposi: ma chi è? Un signore brizzolato, ben distinto e immacolato, d'improvviso non riusciva più a parlare. bella donna. Mi diceva di continuo, balbuziente il poverino, me la pure capità. Sì, tu mi porti a villeggiare, perché ci hanno abbronzato, ma non mi chiama i suoni, che rischi a mi ci a bruciare. Tu si fatti con mamma, lasagna in quantità, io sono una che corre appresso a me ti può affannare. Io non trovo soluzione per cercare chi mi può dare tutto quello che mi serve, è difficile a trovare. Io non voglio più aspettare, io non mi firesta, son sempre più delusa, che già fa non saccio sta. Ci ho provato e manco mo mi chiudo buono, ma non mollo, prima o poi taccia tua. Magre, perché tu sei il mio fidanzato? Io non posso fare dire quel che mi pare. Tu non tieni alcun diritto di domandare quando esco dove vado, mio signor. Sì signore, l'altra sera sono andata a passeggiare col sergente dei pompieri. Devo dare conto a te. Bravissima, basta, divertire.